Buongiorno, buongiorno. Regia. Questo microfono lo possiamo utilizzare? Sì, è attivo. Buongiorno, buongiorno. Si sente? Sì. Vediamo questo. Si sente anche questo? Buongiorno, si sente. Ecco, buongiorno a tutti, ci accomodiamo per favore tutti, anche quelli che sono giù, salite, che vi aspettiamo qua impazientemente dopo. Meno male che non siamo a teatro perché... Vicepresidente, si accomodi anche lei, per favore. Bene, è un piacere avervi anche qui oggi, in questa seconda giornata della seconda edizione di IDEXPO. Abbiamo un po' di colore anche sul palco, non siete solo voi, quindi abbiamo voluto anche sul palco un po' di colore, vero? Quindi Esa sorri mia. mi hermano, E mia hermana. my brother. E my sister. È una delle poche parole che ricordavo. Bene, bene, però prima di iniziare con i nostri relatori, che ringraziamo per essere qui con noi, per il presente in sala, ma anche quelli presenti in collegamento, che siamo già collegati con noi, vorremmo iniziare la giornata chiedendoci alla sorella Juliet, presidente dell'associazione Certificio, che solitamente
Grazie a Federica qui con noi. Lei continuerà ancora con noi dopo i primi interventi, quindi esatto, grazie. Meraviglia della Sardegna, e così come Federica ce ne sono tante meraviglie in Sardegna. Dove è il mio compagno di viaggio? Vero? Cioè, com'è possibile? Fa come quello che vado a comprare le sigarette, poi non si rivede più. Non so se dobbiamo utilizzare. Bene. Quindi noi con i nostri relatori online siamo pronti? Come ti devo dire? Quindi sì, siamo pronti? Bene. Ecco, siamo pronti. Quindi noi ringraziamo in anteprima. A chi è che ringraziamo? Chi è il nostro primo ospite di questa mattinata? Federica Gualtieri dell'ACS. Ecco, Federica Gualtieri dell'ACS. Allora, Federica Gualtieri è la nostra responsabile alla migrazione e sviluppo all'AICS. Per chi non sapesse cos'è l'AICS è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Ecco, allo sviluppo. E quindi con noi Federica Gualtieri, che ringraziamo di anteprima a lei e all'AICS. C'è? Oggi la tecnologia non vuole assisterci, assistiamola noi. Allora, se non è possibile, se siamo pronti... C'è? Ecco, dottoressa Gualtieri, buongiorno. E mi sa che c'è anche dottoressa. Sì, c'è anche bene. Però non ci sentite? Sentite? Adesso sì. Grazie per essere con noi, benvenuta. Grazie mille a voi per l'invito. Scusate, evidentemente c'era un problema di audio, non riuscivo a sentirvi. Non si sente bene, vero? Mi sentite? Sì. Ok. Grazie ancora per l'invito, scusate per i problemi tecnici. Proverò a essere sintetica. Volevo innanzitutto portarvi un saluto da parte dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. È un grande piacere partecipare, seppur da lontano, a questa manifestazione. Spero che magari nei prossime edizioni ci sarà occasione magari di partecipare in prima persona. È un evento che sicuramente parla di mondo in Sardegna, quindi direi che parliamo sicuramente in primis di migrazione. Nella nostra prospettiva quotidiana sappiamo che è un tema che è spesso dominato da toni un po' dettati da prospettive di crisi, la migrazione vista come qualcosa a cui bisogna assolutamente trovare una soluzione in un senso o nell'altro. Noi come attori della cooperazione crediamo anche che la migrazione possa essere vista e debba essere vista in una prospettiva diversa, che è quella della potenzialità e della sua forza trasformativa, e si tratta infatti di un punto centrale di quello che noi chiamiamo nesso migrazione e sviluppo. L'idea è quella che la migrazione, se adeguatamente gestita, può rappresentare un'opportunità di crescita economica e di sviluppo sociale, sia per i migranti
che per i paesi di origine, di transito e di destinazione. E in questo senso il ruolo delle diaspore come agenti di sviluppo è un concetto chiave e il mondo della cooperazione per fortuna ha compiuto veramente un salto di paradigma fondamentale in questo senso. E siamo passati da considerare le diaspore come meri beneficiari passivi di aiuto a veramente riconoscerne il ruolo come attori centrali e partner strategici del sistema. E questa non è soltanto veramente una dichiarazione di intenti, ma ci dice il nostro stesso ordinamento, la nostra legge sulla cooperazione e lo sviluppo, che inserisce formalmente le associazioni di migranti tra i soggetti del sistema italiano di cooperazione. Cosa significa in termini pratici? Significa che la diaspora non è semplicemente un beneficiario passivo né un canale di trasferimento finanziario, ma è e deve essere un interlocutore chiave per il nostro sistema. Non possiamo parlare di sviluppo senza dialogare con chi quei territori li conosce, chi quei paesi li conosce attivamente e chi soprattutto mantiene un legame con i propri paesi. E sono una forma, in un certo senso, di vera e propria diplomazia politica e economica nel mondo dello sviluppo. Però per tradurre tutto questo poi in azioni concrete abbiamo una serie di sfide davanti a noi. Innanzitutto la sfida principale è quella di istituzionalizzare la diaspora per far sì che le comunità della diaspora abbiano una voce nel mondo della cooperazione e dello sviluppo. Il protagonismo delle associazioni delle diaspore va sostenuto a livello strutturale e in questo senso come agenzia c'è una lunga storia di percorsi insieme che siamo felici di aver fatto e di continuare a fare, un percorso che inizia nel 2017 con il primo summit nazionale delle diaspore, che è continuato e sta continuando con il progetto Draft the Future che realizziamo a fianco di OIM, che abbiamo realizzato a fianco dell'associazione dei RESO, ed è un intervento che sta coinvolgendo e coinvolge più di 100 associazioni della diaspora in programmi di capacity building e formazione tecnica e borse di studio per la gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo. E il risultato più importante di questo progetto è la nascita del Coordinamento Italiano delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale, che è un organismo rappresentativo che unisce varie reti regionali di diaspora attive nella progettazione di interventi di sviluppo. La seconda sfida è la valorizzazione delle rimesse e quando parliamo di rimesse sicuramente in primis parliamo di rimesse economiche, il cui valore globale spesso supera quello dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questi flussi sono veramente rilevanti e impattanti per lo sviluppo dei paesi, ma è vero che prevale ancora una frammentazione che ne riduce le potenzialità. Questi flussi sono spesso ancora legati a canali informali e familiari, principalmente destinati a soddisfare i bisogni pratici immediati delle famiglie, cosa che è assolutamente sacrosanta, però la loro potenzialità. Qui noi non percepiamo quasi nada, o no? Mi sentite? Non tanto bene, però sentiamo. Ok. Continuo? Sì. Sì. Ecco, dicevo, quindi insomma le potenzialità delle rimesse vanno veramente sostenute e incanalate dove possibile in finanziamenti e investimenti sostenibili. Però parliamo anche di rimesse sociali, il trasferimento di competenze, tecnologie, reti relazionali delle diaspore che le diaspore possono riportare nei paesi di origine. Quando un migrante decide di investire nel proprio paese non sta soltanto mandando dei soldi, sta veramente contribuendo alla costruzione di un sistema in cui la migrazione può diventare una libera scelta e non una necessità. La terza sfida principale, secondo me, è quella di valorizzare il ruolo della diaspora come leva per il settore privato. Riconosciamo che le imprese a titolarità migrante in Italia stanno crescendo, sono sempre di più e
sono elementi strategici e fonti naturali. Gli imprenditori della diaspora possono avere un ruolo veramente importante nel facilitare le aziende italiane che vogliono investire in Africa, perché conoscono i mercati di origine, di destinazione, conoscono le dinamiche di domanda e offerta, ma anche viceversa possono favorire i mercati dei propri paesi di origine in Italia e in Europa, e quindi è veramente una potenzialità per costruire percorsi di mobilità e investimento. In questo senso, quando parliamo di imprese e di mondo, diciamo, dell'imprenditoria migrante, dobbiamo inserire quella che è una sottosfida cruciale, che è quello del ruolo delle imprenditrici donne. Nonostante veramente quasi la metà degli imprenditori migranti siano donne, ancora molte sono relegate a un settore informale, con scarso accesso al credito, con limitate conoscenze delle opportunità di mercato, quindi è veramente importante anche lavorare su un divario di genere. Questo è un po', diciamo, il quadro delle sfide che abbiamo davanti a noi, però veramente l'obiettivo deve essere quello del riconoscimento, delle valorizzazione dei migranti e del ruolo della diaspora come stakeholder credibili a livello non solo operativo ma anche istituzionale, per valorizzarne il patrimonio di conoscenza e per valorizzarne le capacità. Io concludo, grazie mille. Ecco, ringraziamo, grazie anche a lei, dottoressa Maria Ludovica Gualtieri, che ci ha riferito, non c'è più? Che ci ha riferito in maniera seppur sintetica il ruolo fondamentale delle diaspore nella cooperazione italiana. Grazie ancora, dottoressa. Grazie a voi. Sì, purtroppo mi dispiace per la platea che non ha potuto seguire e sentire molto bene, però l'Agenzia Italiana per la Cooperazione è l'agenzia che nacque subito dopo la riforma della legge 125, no? La riforma della cooperazione internazionale. Nasce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e allo Sviluppo ed è l'istituzione insieme al MAECI, perché è il braccio operativo del MAECI. MAECI è il Ministero degli Affari Esteri per la Cooperazione Internazionale ed è quindi l'istituzione che ha seguito le diaspore, no, fino ad arrivare ad avere oggi, perché oggi abbiamo anche il Consiglio, il coordinamento nazionale, che è il coordinamento italiano delle diaspore per la cooperazione, e il CDC. Questo coordinamento nasce sulla base dei coordinamenti regionali, che ad oggi sono 9, partendo dalla Sardegna per arrivare in Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, la Puglia. Siamo in 9, stiamo lavorando per cercare di raggiungere le altre regioni e province autonome, perché lo scopo è quello di avere in ogni regione il coordinamento delle diaspore per la cooperazione internazionale, in modo tale che questa valorizzazione del valore umano, del capitale umano delle diaspore e delle migrazioni possano essere veramente implementate, come è scritto al suo articolo 26,2 lettera D del decreto legislativo 125 del 2014. Quindi leggiamocelo anche noi, impariamo e capiamo che cosa ci ha chiesto il legislatore e cerchiamo di mettere insieme le forze per raggiungere i nostri obiettivi comuni per il territorio dove siamo, ma anche per i nostri territori, senza pensare a coltivare ognuno il proprio orticello, ma cerchiamo di unire le forze, che insieme è meglio, si può fare di più e si può essere più incisivi. Ringrazio anch'io a Maria Ludovica Gualtieri ancora e grazie all'AICS. E adesso sentiremo sempre una figura e un argomento fondamentale per gli obiettivi comuni che si intendono perseguire, il dottor Giuseppe Bea, che ci riferirà dell'imprenditoria di origine africana in Italia. Il dottor Bea fa parte del CNL
Diamo subito la parola. Ci sente, dottor Bea? Sì, vi sento. Voi mi sentite? Scusa se interrompo, vorrei chiedere alla dottoressa Gualtieri se rimane ancora con noi, perché ci sarebbe qualche domanda del pubblico per farle dopo l'intervento del dottor Bea. Sì, io posso rimanere una mezz'ora ancora. Quindi facciamo in tempo, quindi diamo lo spazio al dottor Bea che ha anche lui 7 minuti, quindi grazie. Scusa per l'interruzione. Buongiorno a tutti, spero che possiate sentirmi bene. Io sono Giuseppe Bea, sono esperto CNEL ma anche dirigente della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato delle Piccole e Medie Imprese. Il tema di oggi è quello legato alla imprenditoria degli immigrati. E questo è un fenomeno che ormai non è più tale, ma è un elemento strutturale dell'economia italiana, data ormai da un buon ventennio. È dai primi anni del 2000 che in qualche modo abbiamo, sia come CNA che come IDOS e Camere di Commercio, evidenziato questa crescita di imprese gestite da cittadini immigrati. Nel 2004, quindi oltre 20 anni fa, le imprese gestite da cittadini stranieri erano circa 56.000. Fu un dato che esplose come una bomba nel dibattito politico ed economico del paese, perché nessuno aveva mai pensato che ci potessero essere tante imprese gestite da immigrati. E oggi i dati 2025 ci dicono che le imprese gestite da cittadini immigrati sono circa 700.000. Un po' di dati servono sempre, dobbiamo ricordare che tutte le imprese che operano in Italia sono circa 6 milioni, quindi di questi 6 milioni il 10%, circa il 10% è composto da imprese di immigrati. Di queste imprese un terzo delle imprese sono gestite da cittadini di origine africana e quindi, nonostante tutte le difficoltà e quello che può essere avvenuto in questi anni, dal 2013 a oggi, bene, le imprese gestite da cittadini che provengono dai paesi subsahariani in modo particolare, ma anche del Maghreb, eccetera, sono cresciute e sono arrivate a 126.000, dato del 2025. Quindi le comunità, oggi fate un convegno sulle diaspore, e quindi diciamo che le comunità delle diaspore africane rappresentano nel nostro paese, dal punto di vista imprenditoriale, una forza che si sta consolidando sempre di più. Le provenienze sono varie, diciamo che in testa noi abbiamo soprattutto il Marocco, che già opera nel nostro paese con circa 60.000 imprese che si muovono in settori, diciamo, tradizionali, dal commercio alla ristorazione e nei servizi. Ci sono poi molte imprese che vengono da paesi centroafricani, dal Senegal per esempio, dalla Nigeria, dall'Egitto, e negli ultimi anni stanno dimostrando un dinamismo molto forte. I settori sono sempre quelli del commercio, della ristorazione, ma stanno crescendo anche moltissime attività nell'ambito dell'accoglienza, del turismo e soprattutto nei centri urbani, e dei servizi. Questo, diciamo, è un dato interessante, come è interessante il fatto che delle 700.000 imprese, il 75% di queste imprese sono imprese individuali, e praticamente è lo stesso paradigma che riguarda anche le imprese italiane, perché pensiamo bene, ricordiamoci che i 6 milioni di imprese italiane al 99% sono composte da micro, piccole e medie imprese, cioè vanno da 0 a 50 dipendenti. Quindi il sistema imprenditoriale italiano è un sistema a impresa diffusa, di piccole dimensioni. In questo per esempio c'è la grande forza, circa 1 milione di imprese rappresentate dall'artigianato, e poi magari ci ritorniamo.
Dal punto di vista territoriale è chiaro che queste imprese si allocano in modo particolare nel nord, sia est che ovest e centro Italia, chiaramente dove la struttura logistica, la struttura dei servizi, la rispondenza anche delle istituzioni è maggiore. Quindi abbiamo una forte presenza e concentrazione in Lombardia, in Emilia, nel Lazio, nel Veneto e nella Toscana. Io vorrei dare due dati anche sulla Sardegna, visto che stiamo facendo questo convegno in Sardegna, che mi dispiace non essere presente, ma avevo alcune riunioni già precedenti con la CNA e poi con il CNEL, di cui faccio parte come esperto. Bene, in Sardegna la presenza di imprese immigrate assomma a circa 10.700 imprese immigrate su un totale di 142.600 imprese complessivamente. Ebbene, di queste imprese, 10.000 imprese, il 6,4% sono imprese gestite da cittadini di origine africana, essenzialmente provengono dal Marocco, dal Senegal e dalla Nigeria. I settori sono quelli tradizionali: commercio, servizi alla persona, edilizia, e come presenza noi vediamo una presenza forte nelle aree urbane di Cagliari e di Sassari. Queste imprese, anche in Sardegna, per esempio, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica. Oltre, per quelle imprese che arrivano in una fase di internazionalizzazione della propria attività, e che sono in fase di sviluppo di queste imprese, ovviamente ci sono i bandi e gli interventi di Simest che attraverso interventi agevolati garantiscono appunto l'internalizzazione di queste imprese. In Sardegna più della metà di queste imprese straniere opera nel settore del commercio, ma sono anche presenti nelle costruzioni e in agricoltura. Dal punto di vista dell'allocazione territoriale sono presenti fortemente. È chiaro che tutte queste imprese soffrono molto spesso degli stessi problemi di cui soffrono anche le imprese italiane, cioè la burocrazia, che molto spesso strozza, diciamo, creando attraverso quei meccanismi di corridoi lavorativi che rientrano anche all'interno del piano Mattei, di cui molti paesi africani rientrano appunto in questa logica. Ebbene, la CNA sta costruendo, per esempio in Egitto, tra poco il nostro Presidente partirà per siglare i contratti che definiscono l'apertura di questa sede al Cairo, e questa sede sarà costruita per formare e preparare giovani lavoratori provenienti dall'Egitto, ma anche da altre parti dell'Africa, con 11 corsi professionali, con lo studio anche dell'italiano, per poi poterli far entrare nel nostro paese e assicurargli un'attività presso quelle imprese artigiane che hanno dati particolarmente rilevanti per capire la crescita che c'è stata dell'imprenditoria di origine africana in Italia, ma ci ha illustrato anche quelle che sono le difficoltà e le sfide che dobbiamo affrontare per il futuro. Quindi grazie dottor Bea, direttore del CNA, la ringraziamo e spero che possa continuare a stare con noi. Grazie, senz'altro, grazie, vi ringrazio. Fanno cose che sapete, cioè molti servizi, cose non pesanti, perché più di tanto non possono. Allora, questa fragilità porta anche a una natura vulnerabile, no? Di queste imprese. Cosa propone? Perché io ho creato, cioè sono arrivato all'impresa perché ero presidente della diaspora africana per la Toscana, e andando in giro ho visto che c'erano finanziamenti per sostenere immigrati, e ho creato altre imprese, però
sopravvissuto solo 2. 6 hanno già chiuso. Quindi cioè, è difficile. Cosa fanno? Grazie. Ecco. Dottor Bea o la dottoressa Gualtieri, avete colto bene la domanda? Si è sentita bene? Ma non benissimo, francamente. Ecco perché allora la problematica che accennava, si tratta di un imprenditore che opera in Toscana e diceva sostanzialmente abbiamo 3 ordini di problemi. Il primo è la formazione. Il secondo problema è la liquidità, quindi hanno necessità di finanziamenti per poter crescere, per poter affrontare le sfide del mercato. E terzo problema che si poneva, dice la legge ci impone di nominare una donna come amministratrice. Attualmente sono io, però se nominiamo una donna, non che non sia capace, dice questo è il male minore, però è necessario trovare una persona che sia anche preparata e che abbia la stessa esperienza dell'attuale amministratore. E poi c'è un altro aspetto, scusatemi. Ma, rispondo un attimo. C'è un altro aspetto che riguarda cioè il numero, perché io per esempio non ho 60 persone che lavorano con me. Sono passato a un'impresa industriale, no? Dove devo assumere per forza cioè una persona disabile, no? Però non sanno come viviamo. Io ora sto pagando una persona che non fa niente, cioè in pratica. Però cioè, non è che vivo bene, cioè come economicamente nella mia azienda, però mi impongono comunque di assumere un certo numero di disabili all'interno della mia azienda. E questo non è in coerenza con l'idea di aiutare realmente le imprese che si sforzano a fare qualcosa. Questo è il discorso. Prego, dottor Bea o dottoressa Gualtieri, insomma. Sì, rispondo se ho ben capito. Tra l'altro non so a quale legge si riferisce che imponga l'amministratore donna, non mi risulta che ci siano leggi di questa natura. Per quanto riguarda invece le 2 tematiche che cercavo anche di svolgere prima molto sommariamente, è chiaro che formazione e credito sono le due questioni che riguardano tutto il sistema delle imprese. La formazione continua è un meccanismo importante per la crescita delle piccole e piccolissime imprese, però anche su questo credo che molte regioni fanno molto. La Toscana è una di quelle, per esempio, dal punto di vista della formazione. Poi certo toccherebbe scendere un po' più a fondo per capire anche la qualità della formazione, questo è un altro ragionamento. Come molta formazione promuovono anche le associazioni di categoria, quindi da questo punto di vista, assieme per esempio alle Camere di Commercio, c'è un attivismo formativo che è senz'altro un supporto importante, va migliorato, chiaramente va migliorato, va razionalizzato, però questo è un problema importante, anche perché, come dicevo, vediamo che mancano molte professionalità, soprattutto nelle, quindi già questo è culturalmente fare un'affermazione importante, interessante, cioè l'artigianato ha delle caratteristiche creative, produttive, imprenditoriali che sono patrimonio del nostro paese. Il Made in Italy in effetti nasce tutto dalla creatività artigiana. L'altra questione è, come dicevo, mancano le professionalità, e quindi questa è la grande questione. Ogni anno nel mondo dell'artigianato, mancano circa 135.000 posizioni, quindi 135.000 posizioni che non vengono coperte perché mancano le professionalità. Per quanto riguarda poi il credito, qui certo
Molto fanno, ad esempio, ai livelli territoriali, so che in Toscana in modo particolare, le strutture che sono promosse dalle confederazioni, che agevolano l'accesso al credito, quindi i consorzi fidi, attraverso anche la concessione di garanzie, che sono quelle che poi il sistema bancario chiede sempre. Sono più l'interlocutore che parlava di finanziamenti a fondo perduto. Fondo perduto ci sono delle linee regionali, alcune cose, ma il fondo perduto attiene più che altro allo sviluppo di imprese tipo una start-up, potrebbe, però è un meccanismo che è in mano molto spesso alle regioni. Ecco, questo diciamo mi sembra che era la domanda che poneva l'interlocutore. Ripeto, non comprendo quale legge imponga l'amministratore donna, francamente questo mi sfugge. Sì, grazie dottor Bea, credo che sia stata esauriente la risposta, che si sia capita bene, no? Sì. Per quanto riguarda l'appoggio legale, giuridico-legale, per quanto riguarda l'inserimento della donna, perché io ho il mio avvocato, no, che mi segue, che fa tutte le pratiche per me, e quando mi chiama l'avvocato dice ma si può accedere, però deve essere un'amministratrice, se no è difficile. Quando mi dice io non vado a fangare se c'è, perché è un avvocato, è uno che mi segue, non ho nessun diritto di andare a contestare. Poi se non c'è la legge, poi lui dice così, non si sa. Va bene. Grazie anche a dottor Bea. Non so se in merito Maria Ludovica voleva aggiungere qualcosa in merito, non so. Non sentiamo. Dottoressa Gualtieri, ci sente? Sentite? Adesso sì. Ok, grazie. Dicevo, penso che fosse una domanda più pertinente al settore, diciamo, di cui ha parlato il dottor Bea, quindi insomma sicuramente il suo intervento riesce a essere più esaustivo in merito. Io ho sentito all'inizio dell'intervento, diciamo, l'incipit della domanda è stata che mi sembra che cosa può fare il coordinamento delle diaspore, credo sia stato un po' tirato in ballo all'inizio della domanda in merito alla problematica riferita. La mia risposta su questo è che il coordinamento può rappresentare questi problemi, può rappresentarli ai tavoli in cui è seduto, tra cui il CNCS, può rappresentarlo con proposte, può rappresentarlo con proposte progettuali, può rappresentarlo nelle interlocuzioni con noi, diciamo, è questo un po' il senso anche, insomma, di un organismo rappresentativo, quindi ecco era un po' questo che ci tenevo a dire. Poi per il resto mi sembra che si parli di più un ambito, ecco, di imprenditoria, di problemi che l'imprenditoria migrante ha in Italia come tante altre imprese italiane, purtroppo, quindi forse un po' esula dal settore di intervento dell'AICS. Grazie dottoressa Gualtieri. Non so se ci sono altre domande del pubblico. Sì? Ok. Prima di aggiungere qualcosa. Buongiorno dottoressa Gualtieri. Intanto grazie per il suo intervento. Dopo che ho sentito il suo intervento, ha messo l'accento sulla costituzione del coordinamento delle diaspore. Però, quando si va a verificare un po' ciò che si fa per permettere
alle associazioni di accedere ai progetti di cooperazione e si mette a fianco la legge 125 del 2014, ho l'impressione che ci sono ancora delle cose da fare. Secondo lei cosa dobbiamo fare per veramente, se l'obiettivo è di permettere alle diaspore di partecipare al progetto di cooperazione? Perché si sa, per fare un progetto di cooperazione ci sono tanti requisiti e spesso queste piccole associazioni non riescono mai a raggiungere. Quindi cosa lei ci suggerisce? Grazie. Grazie mille per... Se posso prima della domanda, per capire meglio io la domanda di Felix, se forse ti riferisci all'elenco, per l'iscrizione all'elenco dell'AICS? Ok, quindi collegato all'iscrizione delle piccole associazioni all'AICS con tutti i requisiti che lei ben sa che ci vogliono. Quindi chiede cosa possiamo fare in merito, come potremo lavorare per cercare di migliorare e superare questo aspetto. Grazie. Grazie per la domanda, è un tema chiaramente che è molto presente, di cui dialoghiamo spessissimo con le associazioni delle diaspore in tanti tavoli e in tanti contesti, ed è anche il motivo per cui poi, come dicevo, negli ultimi quasi 10 anni ormai, diciamo, con l'agenzia insieme a altri partner e anche proprio dialogando con le diaspore, ha iniziato questo percorso progettuale che è quello prima del Summit e adesso il Draft the Future. Che cosa si può fare, che cosa possono fare le associazioni? La risposta principalmente è laddove possibile esperienza progettuale, e quindi la domanda qui di solito poi è: come faccio a fare esperienza se non posso iscrivermi all'elenco AIX che mi consente di accedere ai fondi? La questione a monte è che chiaramente i requisiti dell'elenco per l'iscrizione all'elenco valgono per le associazioni delle diaspore come chiaramente per tutte, anche le OSC e i soggetti che vogliono accedere, quindi non sono dei requisiti che valgono soltanto per le associazioni delle diaspore, ma per tutti. Sono dei requisiti che esistono perché si tratta molto spesso di fondi importanti, sono fondi pubblici e quindi per legge, per efficienza, efficacia e criteri di economicità amministrativa, come pubblica amministrazione siamo tenuti ad accertarsi che questi fondi poi vengano affidati a delle realtà che siano in grado poi di spendere e di gestirli in maniera efficace. L'iscrizione all'elenco quindi è un percorso che richiede un'esperienza sia temporale che economica, e in questo senso il progetto Draft the Future, il progetto Summit Nazionale delle Diaspore, nasce proprio per questo, per creare dei percorsi di accompagnamento delle associazioni delle diaspore in tutta Italia, innanzitutto per sostenere la loro formalizzazione, che è la cosa numero uno, che è il requisito numero uno. Molto spesso parliamo di realtà che abbiamo incontrato, molto spesso ancora hanno dei problemi di formalizzazione e costituzione delle proprie associazioni, quindi questa è la sfida numero uno. E secondo poi anche di esperienza in termini di gestione progettuale. All'interno del progetto quindi abbiamo fatto dei bandi specifici diretti alle associazioni delle diaspore, si chiamano Amico Grants, che consentono, diciamo, mettono a bando il finanziamento di progetti di cooperazione e sviluppo fino a 30.000 euro, e questi progetti, questi finanziamenti possono poi concorrere all'esperienza necessaria poi per iscriversi all'elenco AIX. E il percorso poi del coordinamento, l'auspicio è che poi il coordinamento diventi veramente anche
un centro di formazione e informazione per le associazioni delle diaspore affinché possano veramente concorrere con le altre realtà per l'iscrizione dei requisiti. Quindi sì, è complesso, non può essere altrimenti, perché i soldi sono tanti e anche le incombenze poi richieste sono tante, però ovviamente l'agenzia sta cercando, così come la cooperazione italiana, veramente siamo consapevoli delle difficoltà e stiamo cercando di creare il più possibile percorsi di accompagnamento per superare, diciamo, queste difficoltà. Ci sarà una nuova fase del progetto Back to Future con nuovi bandi diretti alle associazioni di migranti, con nuovi percorsi di formazione, quindi noi vi invitiamo a tenere d'occhio il sito, noi pubblicizzeremo questi eventi, queste formazioni, vi invitiamo a contattare il coordinamento che sappiamo che è sempre attivo e sempre presente su questo campo. Grazie. Grazie dottoressa Gualtieri per le risposte. Siete soddisfatti? Felix? Sei soddisfatto? La questione è ancora aperta, però ci saranno altri spazi per incontrarci. Certo, la questione è aperta, apertissima. Qualche altra domanda del pubblico? No? Nessun'altra domanda. Quindi, allora, volevo giusto aggiungere, no, che la dottoressa Gualtieri ha chiamato in merito alla domanda della Toscana di Roger. Sono io allora, non sono i microfoni. Sì, Elisabeth è offerta. Sì, dicevo, no, in merito alla domanda di Kofi, no, che è stato chiamato il coordinamento italiano, è stato citato, no, che cosa potrebbe fare. Io posso dire adesso che il coordinamento italiano delle diaspore, il CDC, sta istituendo delle commissioni interne e all'interno di queste commissioni c'è anche la commissione lavoro e imprenditoria, dove si sta cercando di collaborare con degli esperti in tale materia, quindi perché non sono sufficienti gli avvocati, ma ci vogliono i consulenti del lavoro e i commercialisti, che sono loro che possono individuare, no, eventuali bandi a fondo perduto o parzialmente a fondo perduto per questo tipo di caso, che non necessariamente deve rinunciare alla legale rappresentanza della sua azienda per mettere una donna, perché penso che questa risposta, quando le è stato detto di mettere una donna, è per poter attingere a un finanziamento destinato all'imprenditoria femminile. Quindi sono, no, le escamotage che si cercano di... Invece no, ci sono anche le possibilità a prescindere dall'imprenditoria femminile. Il CDC in questo sta lavorando e avrete notizia quando sarà istituito, che sarà entro l'anno sicuramente, anche questa commissione lavoro e imprenditoria per appunto dedicare alle diaspore e ai migranti le consulenze necessarie per poter avviare o migliorare le proprie imprese. Ok, quindi se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora al dottor Giuseppe Bea dell'OCNEL e alla dottoressa Maria Ludovica Federica dell'AICS. Passerei adesso... Rimanete ancora con noi collegati finché potete, che è ben gradita la vostra presenza. Io farei adesso un salto dal Lazio, perché eravamo nel Lazio, abbiamo ascoltato i nostri interlocutori dal Lazio. Farei un salto alla Toscana, vero? Toscana? Sì, alla Toscana. Ah no, Lombardia. Mi ha inquinato un po' Roger. Quindi passiamo alla Lombardia con il nostro dottor Kofi Michel. Che cosa ci porta Kofi Michel dalla Lombardia? Un particolarmente importante perché si tratta delle radici, si tratta dell'identità
e senza radici non cresce l'albero e senza radici non cresce neanche l'essere umano, neanche la persona. Tant'è vero che il dottor Kofi Michel ci parlerà della letteratura orale africana e figurata del griot, dico bene, come strumento di educazione interculturale. Grazie, dottor Kofi. Grazie a tutti. Ringrazio il comitato organizzatore di questo festival. Saremo veramente testimoni presso le associazioni della Lombardia. Allora, dunque, io sono arrivato in Italia in un periodo molto interessante, perché sapete che il muro di Berlino era caduto e poi di botto si installa la necessità dell'educazione alla mondialità, e di qui si deve lavorare per l'apertura alle altre culture che vengono a installarsi in Italia, e dunque la parola interculturale viene scoperta, e attraverso questa parola bisogna andare a portare quell'educazione nelle scuole. Io prima di arrivare ero un docente di diritto e sono già confrontato a questo problema, perché facevo la formazione alle masse rurali sulla nozione di diritto, e proprio in un paese africano, il Camerun. E lì ho scoperto che la mediazione esisteva già, perché il diritto che dobbiamo fare era un diritto, il diritto romano, il diritto che abbiamo studiato nelle università francese o beninese. Però nella realtà della società, la grande maggioranza, loro sono sottoposti a un altro diritto, il diritto tradizionale, il modo di sposarsi, il modo di risolvere i conflitti nelle famiglie, sono completamente diversi. E dunque nell'insegnamento di quella materia che è il diritto, bisogna comunque parlare della forma bicefale del diritto in Africa. E io penso che questa situazione esiste ancora qua, perché ci sono delle materie che il codice civile, il codice penale, tutte quelle hanno previsto delle norme, hanno previsto delle disposizioni, ma nella realtà, la quotidianità, la vita quotidiana delle persone, ci sono tanti aspetti che sono scoperti. Dunque, in questo argomento che io tratto in modo molto leggero nelle scuole, attraverso quello che ho definito come letteratura orale. E dunque la letteratura orale africana è un po' il diritto, è soprattutto una letteratura che mostra tutta la bellezza dell'espressione orale africana, e non è una cosa che io ho scoperto, perché è un argomento accademico degli intellettuali africani che hanno lottato molto per provare che l'Africa e i suoi popoli hanno una civilizzazione. Dunque da lì questa civilizzazione così vitale, e bisogna provare dove che si trova quella civilizzazione. E quella civilizzazione si trova nell'insieme dei testi che non sono scritti, ma che esistono e formano la letteratura
orale. Dunque si può parlare di letteratura orale profana, la letteratura orale sacra e tutto quello che viene. Ma in questa cosa qua io ho scritto un piccolo libro che si chiama Il pedagogia del griot. Troverete con diverse librerie o altrimenti scrivete pedagogia di un griot e troverete questo libro qua. Dunque quello che voglio fare adesso è soprattutto la pratica perché è uno strumento che serve a dialogare, ma serve soprattutto a divertirsi. E dunque ho portato uno strumento che voi conoscete, è il djembe, piccoli libri di fiabe che mi aiutano comunque a mostrare un po' la bellezza della letteratura orale. Comincerò con, io faccio questo come uomo di conferenza, ma anche come artista. Dunque sono un cantautore e sono spesso molto impegnati su dei temi di attualità. Allora in questo caso partirò da un canto che si chiama il canto della mondialità. Anche se oggi le cose cambiano così velocemente, perché i mondialisti praticamente oggi sono in crisi e dunque sono molto in crisi, però è stato una tappa della storia, è stato molto utilizzato dal mondo dell'associazionismo. Il mondo sta cambiando, bisogna agire veloce e dunque attraverso questo canto lo sentiamo, canto della mondialità. Ehi amici miei, questo è un momento fondamentale per la civiltà umana. I popoli del mondo si muovono dal sud al nord, dall'oriente all'occidente, le razze si mescolano sempre di più, le frontiere cadono facilmente per le merci, ma per gli uomini rimane ancora un po' di difficoltà. E io dico perché? Ma perché? Questo è il canto della mondialità, delle culture senza discriminazione. Il mondo è cambiato, chi l'avrebbe detto? Vengono sempre da noi e restano sempre con noi, tutti i popoli della terra. Vengono sempre da noi, restano sempre con noi, tutti i popoli della terra. L'Africa è presente, l'Asia è presente, l'America è presente, l'Europa è presente. È una ricchezza, l'ho sempre sognato, è l'ora delle saggezze, rispetto delle differenze, per una società di pace. È l'ora delle saggezze, rispetto delle differenze, una società di pace. Se incontri un cinese, digli
Digli soltanto Salema, se incontra un filippino, digli soltanto Oye, se incontra un zingaro, uno magdesinato, digli soltanto Serani, se incontra un americano dall'America Latina, digli soltanto Hola, se incontra un senegalese, digli soltanto Nanane, se incontra un beninese, e beninese africano, digli soltanto cubero, se incontra un francese, digli soltanto bonjour, se incontra un inglese, un anglosassone inglese, digli soltanto good morning, se incontra un italiano, digli soltanto buongiorno. È l'ora delle saggezze, rispetto delle differenze, per una società di pace. È l'ora delle saggezze. Adesso vi porto in Africa. Questo è un pezzo. Noi africani, umilmente, la nostra musica ha conquistato il mondo intero. E questo perché c'è un dinamismo in quella musica che nessuno riesce a evitare. E dunque in questo caso ci sono delle strutture musicali che, arrivato qua, ho capito come si strutturano il mondo ritmico, ma strutture di 4/4, strutture di 3/4 o 6/8, dunque noi prevalentemente suoniamo delle strutture di 3/4, quello che sono diciamo un modo, io lo chiamo ritmo circolare. Allora vi porto a vivere una di questa atmosfera, però di solito per creare una sintonia dico ai ragazzi delle scuole: sapete contare fino a 1? E loro mi rispondono sì, come una forma di presa in giro, no? E dunque in realtà è 1, 1, 1 che è la forza di questo ritmo. Allora questo ritmo si chiama Ajodie Gbomier. Allora, dov'è? Com'è? Allora, questo qua funziona? No. Ah, ok. Allora dunque metto qua. Allora no, dunque va bene. Mettiamolo lì e ci siamo. Ok. Allora, dunque, dicevo che è un ritmo molto semplice, che bisogna sapere contare fino a 1. Allora, è la storia di una ragazza che nel suo sogno di notte non trova più il marito accanto a lei e grida: ah, che scandalo!
veramente è una difficoltà difficile da gestire durante nella notte. Wọ́n vivi bọ̀ mẹ́ kó lẹ́gbẹ̀dọ̀. Wọ́n vivi bọ̀ mẹ́ kó lẹ́gbẹ̀dọ̀. Gbadá wọ́n vivi bọ̀ mẹ́ kó lẹ́gbẹ̀dọ̀. Wọ́n vivi tó mẹ́ kó lẹ́gbẹ̀dọ̀. Wọ́n vivi bọ̀ mẹ́ kó lẹ́gbẹ̀dọ̀. Gbadá wọ́n vivi bọ̀ mẹ́ kó lẹ́gbẹ̀dọ̀. Unya lode, unya lode, unya lode, unya lode. Umbasue kobora jodi egbomiye. Koroche ajodi egbomiye, mi manomo ajodi egbomiye, bele 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 ajodi egbomiye, mi mano se ajodi egbomiye, ni ya ajodi egbomiye, mi manomo ajodi egbomiye, koroche ajodi egbomiye, mi manomo ajodi egbomiye, bele bele ajodi egbomiye, mi manomo ajodi egbomiye, ajodi egbomiye, bele bele ajodi egbomiye, mi manomo ajodi egbomiye. Mi manomo ajodi egbomiye, ni ya ajodi egbomiye, mi manomo ajodi egbomiye, ni ya ajodi egbomiye, mi mano se ajodi egbomiye, bele bele ajodi egbomiye, mi manomo ajodi egbomiye, ajodi egbomiye, ajodi egbomiye. Ci sono tanti di questi ritmi. Allora, l'ultimo, se me lo permettete, allora vi racconto una storia. La storia al chiaro di luna. Cari amici, siete mai andati in Africa? Allora se vi capita di arrivare in Africa, non restate soltanto nelle nostre grandi città, come Cotonou, Harare, Lagos, Johannesburg e che ne so altro, ma provate di andare nei nostri villaggi per scoprire l'originalità del nostro continente. Ah, l'Africa che balla, l'Africa che canta al chiaro di luna. Ve lo dico io, quando ero bambino ci divertivamo sempre sulla piazza pubblica del villaggio, i ragazzi e le ragazze in gruppi separati fra di loro e noi ragazzi, i nostri divertimenti più amati consistevano a imitare gli uomini e a condurci come i futuri capi della società. Le ragazze invece, conoscendo bene i loro futuri ruoli, si divertono a imitare le mamme e ci onoravano molto, anche noi li rispettavamo tutto ammirando la loro bellezza e la loro femminilità. Ma se per caso la cattiva condotta di una ragazzina ci fa arrabbiare, ci mettevamo a cantare nella nostra lingua africana al chiaro di luna, mentre non c'è la corrente nel villaggio africano. E noi dicevamo, noi non vogliamo più di te, piccola ipocrita, noi non vogliamo più di te, il cane ti odia, la mosca ti odia, e cantiamo nella nostra lingua africana. Con questo ritmo, è un ritmo di due tempi, 2 su 4. Se gbewe mi gbewe ba fun gbewe ba kan gbewe su ko gbewe afun gbewe ba kan gbewe su ko gbewe bo me bi da pa mo gbewe ni lode me no se un ba du to mi gbewe ba hanu gbon ko go loto mi gbewe baby gbewe mi gbewe afun gbewe ba kan gbewe su ko gbewe ba fun gbewe ba kan gbewe su ko gbewe bo me bi da pa mo gbewe ni lode me no se un ba du to mi gbewe Le ragazze invece, arrabbiate del comportamento di un ragazzino, si mettevano a cantare, a prendere in giro il ragazzino dicendo: vai via, piccolo bugiardo, dov'è la tua cesta di pesci? Al rientro della pesca sei andato a offrirla alla tua amica e adesso mi viene a mentire, vai via, e si mettevano a cantare. Sono neo iwegwe, o lobo soy ni tamina coco, lobo soy na yomo de daru,
Olobo abo jayo mo khudo ni engbe. Amo kholo no tuwe me kanyavun avun sei zonu mi manohu. Amo gogo no tuwe. Bebe be baba. Baby baby baba. Baby baba. Baby. Se sapete contare fino a 2, facciamo questo ritmo. Baby baba, a baby baby baba, baby baba, a baby baby baba, a baba baby baby baba, baby baba, a baby baby baba. Quello che è veramente strano, questi canti, invece di rompere l'armonia del gruppo, ci permettevano di cantare, di ballare, fino che la luna africana, stanca della nostra gioia che non finiva più, la luna corre veloce per nascondersi lì dietro le colline. Anche noi andavamo a letto per riprendere la festa il giorno dopo, sempre cantando, baby baby baba, a baby baby baba, baby baby baba, a baby baby baba, a baba baby baby baby. Grazie. Allora, il mio libro che si chiama è a disposizione, 2 per gli organizzatori, ma se qualcuno ha bisogno, il libro è ancora qui e lo vendo a 5 euro. Grazie, siamo ancora qui a fare la festa assieme. Grazie al dottor Kofi Michel, il nostro milanese. E abbiamo 2 milanesi. Dov'è l'altro milanese? Come? No, amiamo anche Milano. Noi non discriminiamo nessuno. Vero, su frate mio? Assolutamente no. E Bene. adesso cosa succede? Adesso succede che chiamiamo le voci. Le voci di dove? In sardo si dice sugorru e saburca, però è una cosa diversa, che non ha nulla a che fare con le voci del Corno d'Africa. Ecco, il Corno d'Africa, secondo voi chi potrebbe essere? Chi potrebbe? Le voci del Corno d'Africa, no? Bene, quindi la dottoressa Genet dell'Associazione Corno d'Africa in compagnia di tutti gli amici dell'Africa, quindi già ce ne sono già 2 sul palco. Dove sono gli altri africani? 2 ci siamo sul palco. Gli altri africani dove sono? Dove sono gli africani? Non ce ne sono più africani? Io mi aspetterei. Ci sono piccoli africani. Ah, come no? Piccoli africani. Bravo. Con noi. Tranquilla. Buongiorno a tutti. Visto l'orario, un po' anche il nostro turno doveva essere in mattinata. Non vorrei farvi né annoiare né farvi
morire di fame. In qualche modo noi siamo qua, siamo africani, la Sardegna conta 57.000 abitanti stranieri, di cui 24.000 sono provenienti dall'Africa. L'Africa, la Sardegna, come mai la Sardegna? Vivere in Sardegna è una scelta? Non sempre, ti capita, a volte rimani. Cosa dire? L'Africa sappiamo in quale stato si trova, il suo disagio, le problematiche legate alla guerra, alla siccità, a tutti i problemi connessi, però noi africani siamo resilienti, non ci arrendiamo, rendiamo il mondo colorata, dovunque andiamo, non c'è un africano che piange disperato, anche se piange, l'africano piange dentro, perché è abituato a lottare, vivere per la vittoria, non vivere per perdere. Io faccio parte dell'Etiopia Eritrea, quindi sapete della guerra dell'Adwa, vi abbiamo fatto 10-0 a voi italiani, non è un insulto, è una storia, e noi siamo anche la culla della nascita, tutti voi in qualche modo siete africani, perché la culla dell'Africa è la culla dell'umanità è Africa, in qualche modo sì, magari viene modificato la capigliatura, i tratti somatici, il colore della pelle, gli occhi, il colore degli occhi solo per motivi climatici o dell'adattamento al posto geografico dove si è vissuto per la generazione. Cosa dire? Io sono contenta e voi noi siamo una cosa sola, siamo fratelli, sorelle, dobbiamo abituarci, supportarci, condividere i nostri gioia e dolore, nella buona e nella cattiva sorte siamo insieme, siamo nella stessa barca, nella stessa isola. Io faccio la mediatrice dal 2003, faccio parte dei primi mediatori della provincia di Cagliari, prima in Sardegna, in Italia, aver istituito presso una istituzione come provincia di Cagliari, e poi all'ASPAL, continuo. Oggi sono anche la prima tutrice del microcredito nazionale straniera, quindi grazie. Qualcuno prima parlava sull'imprenditoria degli stranieri e noi nell'arco di un anno abbiamo avviato diverse imprese, tra cui il mio figlio Mohamed, diventato dal sogno del calciatore, diventato imprenditore agricolo. E la nostra sorella Awa è carrozziere a Olbia. Quindi la nostra sorella Giuliette, imprenditrice. Lì c'è un'africana taroccata, Zoraida, vieni qua, anche lei una imprenditrice. In qualche modo l'impresa vuol dire famiglia, l'impresa vuol dire andare avanti, l'impresa vuol dire avere rispetto dell'economia. Noi stiamo girando nelle scuole, nelle comunità, per fare anche il corso dell'educazione finanziaria con ex dirigenti del Banco di Sardegna, in cui sono formati come associazione Expert Banco, in cui collaboro anche con loro. Stiamo girando per formare i ragazzi come l'economia, l'imprenditoria non è una cosa facile. Io ho avuto in famiglia, però siamo falliti perché non sappiamo spendere bene. In qualche modo anche avere l'impresa vuol dire un rischio, quindi l'educazione finanziaria ci aiuta, perché l'educazione finanziaria è vita. Se fallisci, fallisce tutta la famiglia.
Grazie Felix, voi tutti per aver organizzato. Per la prossima volta magari facciamo diversamente per avere anche più partecipanti. Grazie mille. Con permesso dei moderatori, mia sorella Genet ha detto poco fa, siamo tutti africani, e allora tutti africani alzatevi, venite qui e facciamo una foto. Ed è questo che mi aspettavo quando ha detto tutti gli africani, io mi aspettavo che tutti venissimo qua. Sì, come ha detto bene, siamo tutti fratelli, ci dobbiamo supportare, ma anche sopportare, perché nulla è facile nella vita, nulla è facile, quindi anche le rose hanno le spine, quindi ci stiamo così? O forse andiamo avanti ma secondo me dovete andare avanti, se no non vi vediamo. Dai avanti. Mettiti, ecco. Brava. Rana. No, vieni. Non puede. No, la visibilità. Ah, ok. Va bene. Chi? Ah, Patrizia. Un attimo. Piano, non correte. Ma secondo me non ti vediamo nella foto, Sì. No, non ti vedi, mettiti qua vicino. Ecco qua, insomma. Grazie. Adesso andiamo a mettere qualcosa nel nostro stomaco e ci vediamo qui alle 2:45.